Allora, grazie intanto per essere venuti. Abbiamo voluto iniziare con la musica questa sera perché la musica di Chopin parla da sola, era un cantabile, e per Chopin il canto, la voce era lo strumento più bello e più espressivo che poteva anche consigliare ai suoi studenti. Diceva: se voi volete suonare bene, andate ad ascoltare i grandi cantanti che a quel tempo erano grandi virtuosi, grandi improvvisatori di fioriture e di abbellimenti. Ed è per questo che abbiamo invitato oggi il professor Pieralberto Porceddu Ciglione, che è uno straordinario filosofo della musica, estetologo, ma è anche musicista, compositore, è stato allievo di Salvatore Sciarrino, insegna all'Università di Verona, è già stato nostro ospite graditissimo alcuni anni fa e quindi con entusiasmo l'abbiamo reinvitato. Ringrazio l'Ateneo Veneto per ospitare questi incontri. Oggi chiudiamo il nostro ciclo di incontri, ma ce ne sarà un altro l'anno prossimo, speriamo di avervi ospiti. Ringraziamo l'Archivio Vittorio Cini per il sostegno e ringrazio le pianiste che suoneranno oggi per noi musica solo di Chopin. Grazie. Beh, buonasera a tutti. Naturalmente un doveroso ringraziamento a Letizia Michelon. Sapete bene quanta energia, quanta anima c'è in tutta la sua attività e capite, è preziosissimo avere al fianco delle persone piene di tale entusiasmo e tale profondità umana e scientifica e musicale. Sono, come è stato detto, già venuto in questa sala meravigliosa. Sono sempre felice di essere qui. Nella scorsa occasione ci eravamo intrattenuti sulla figura di Beethoven. Stasera abbiamo sentito che il protagonista assoluto sarà questo altro enorme compositore, cioè Frédéric Chopin. Vedete che il titolo del mio intervento così ha anche, se volete, una torsione leggermente ironica e botanica al tempo stesso, cioè i fiori di Chopin. Fiori naturalmente è termine che rimanda alla grande questione della fioritura, cioè dell'abbellimento, quindi termine tecnico musicale, ma vedrete che fra un attimo è lo stesso Chopin che mette in relazione il tema dell'abbellimento, della fioritura proprio con i fiori in quanto tale, quindi c'è un riferimento botanico già nell'immaginario chopiniano. La prima cosa che vorrei fare con voi è proprio chiedermi cos'è un abbellimento, come vada pensata questa dimensione dell'ornamento, questa dimensione della decorazione in musica, ma visto che il nostro è anche un compito filosofico molto generale, provare a chiedersi che cosa significhi in generale decorare, che cosa vuol dire avere a che fare con questa idea di un ornamento, di una fioritura. Sapete tutti che la musica di Chopin, l'universo sonoro di Chopin è a un tempo stesso molto coerente, nel senso che la presenza ubiqua del timbro e delle qualità del pianoforte abbracciano di fatto la totalità della produzione chopiniana. Chopin, come sapete, è anche un autore molto popolare e quindi ci dà l'impressione di essere un compositore facile, cosa sbagliatissima, nel senso che Chopin è stato un compositore di straordinaria raffinatezza e quando analizziamo le sue partiture ci accorgiamo della straordinaria complessità che c'è nella sua musica, una complessità che passa attraverso alcune caratteristiche molto precise. Grande novità nel disegno melodico, nelle tecniche pianistiche di cui è stato un pioniere, un virtuoso straordinario, nella costruzione dinamica dei piani sonori, quindi una specifica immaginazione delle intensità sonore del pianoforte, ma non solo.
nell'uso dei generi, nell'uso stilizzato dei generi. Pensate a quanto delle danze in fondo piuttosto salottiere o a volte persino popolari, valzer, mazurche, polacche, in Chopin si trasfigurano e diventano davvero dei capolavori di ingegneria musicale. Costruzione contrappuntistica, elemento che di solito viene poco valorizzato, no? Chopin, il grande virtuoso, il grande appunto colui che immagina in modo visionario i timbri, colui che scrive delle melodie indimenticabili, ma attenzione, nella scrittura segreta della struttura musicale chopiniana, grande presenza dell'incontrappunto, cioè meccanismi ingegneristici molto raffinati nella costruzione del brano. Naturalmente anche grande invenzione armonica. Chopin è stato un pioniere nell'immaginazione della sintassi armonica musicale. A questi elementi aggiungiamo il nostro tema specifico, cioè quello dell'ornamento, della dimensione dell'abbellimento, della fioritura. Per entrare nel tema guardiamo delle pagine, delle righe molto così indicative, scritte dallo stesso Chopin, un giovane Chopin, che ascolta a Varsavia una serie di concerti di una famosa cantante, Henrietta Sontag, ecco il riferimento della professoressa Michelon che è assolutamente allineato con questo esordio. Chopin, in una lettera a un suo amico, 1830, quindi Chopin ha 20 anni, sottolinea la delicata qualità della voce e, guardate, scrive: non è molto grande questa voce, quindi non di grande potenza, ma è coltivata nel modo più elevato. Sottolineo anche il termine coltivata, perché anche qui c'è un riferimento botanico in fondo tutto sommato. I suoi diminuendi sono il non plus ultra, quindi grande controllo della dinamica vocale, impeccabili i suoi portamenti e specialmente le sue scale cromatiche ascendenti sono squisite. E poco sotto aggiunge: è come se avesse diffuso con il suo uso dell'ornamentazione, con il respiro, un profumo dei fiori più freschi nella sala da concerto. Più chiaro di così si muore, evidentemente. Vedete che qui questa metafora del fiore come matrice semantica dell'idea di fioritura e di abbellimento trova una sorta di giustificazione immediata in questo nesso con la vocalità e con questo nesso meravigliosamente raffinato che tocca persino l'olfatto, non solo l'udito ma anche l'olfatto. Facciamoci delle domande molto generali, anche molto filosofiche se volete. Cos'è un abbellimento? Come va intesa l'idea di fioritura, di ornamento, di decorazione? È chiaro che se ascoltiamo semplicemente il timbro di queste parole abbiamo l'impressione che quando parliamo di queste cose ci rivolgiamo a una sorta di idea di appunto di decorazione, cioè di una sorta di stucco che orna una struttura soggiacente. Addirittura, se ci pensate, il termine abbellimento è particolarmente equivoco, perché vuol dire abbellire qualcosa, cioè rendere bello, cosa che in fondo presuppone l'idea che non è bello ciò che non è ancora ornato. È vero così? È vero che si può semplificare la cosa in questi termini? Sì e no. Il termine decorazione, lo sentite, ha dentro di sé un timbro latino molto, molto impegnativo, decus, l'idea del decorum, che ha una storia estetica, retorica di grande importanza. L'idea di fondo che abbiamo quando pensiamo all'abbellimento, all'ornamento, è in fondo che
ci sia qualcosa di inessenziale, qualcosa di puramente esornativo. C'è qualcosa e poi aggiungiamo un elemento che lo addolcisce, lo abbellisce. Vi dico subito che questa idea è molto fuorviante in generale, ma è particolarmente fuorviante nell'immaginazione musicale di Chopin. Quello che vorrei fare con voi oggi è mostrarvi come in fondo questa idea di abbellimento sia molto molto fuorviante nell'immaginario chopiniano, e saremo costretti a vedere che l'ornamento, la fioritura, l'abbellimento gioca invece un ruolo strategico nell'immaginazione musicale. Facciamo un esempio molto molto evidente, l'occhio, no? L'occhio è molto così, ci guida molto facilmente in questo immaginario. Cosa pensiamo quando pensiamo all'ornamento, alla decorazione? Qui due interni barocchi carichi di ornamento. Questa stessa sala, no? È carica di ornamenti. Qual è il suo contrario? Il suo contrario è questo, se ci pensate, cioè una visione di un manufatto architettonico analogo al precedente, ma che odia l'ornamento, no? Desidera mostrare solo la struttura del manufatto architettonico. Capite che è un cambio di paradigma gigantesco, al di là del fatto che ci piaccia o non ci piaccia. È interessante notare che siamo passati da questo a questo. Cosa c'è in mezzo? Cosa è successo nel frattempo? In fondo c'è questo, cioè una famosa conferenza del grande architetto Adolf Loos che si intitola Ornamento e delitto. Ornamento e delitto, potremmo dire l'ornamento è un delitto. Questo grande autore, vedete la data 1913, inizia in fondo quella vicenda che noi chiamiamo il funzionalismo in architettura, cioè l'idea che meno ornamenti ci sono, meglio è. Quindi noi teniamo presente che siamo dentro un paradigma nel quale tendenzialmente troviamo che sia bene non avere decorazioni. La decorazione è qualcosa che sembra appartenere a un evo scomparso o che appunto suona inessenziale, proprio come una specie di aggiunta poco interessante e non vicina alla verità, potremmo dire così. L'idea di fondo, se ci pensate, è che quando intendiamo l'ornamento così, presupponiamo l'idea che l'ornamento abbellisca qualcosa che sta sotto, cioè una sorta di struttura così, se volete, molto semplice, molto spoglia, rispetto alla quale l'ornamento è il momento così decorativo di trasformazione estetica di questa struttura. E quindi abbiamo in testa questo strano paradigma che distingue ciò che è essenziale da ciò che è inessenziale, quindi la struttura essenziale, ciò che è inessenziale è la decorazione, ciò che è essenziale è la nudità, per esempio, il puro corpo, il vestito, il gioiello è sempre qualcosa di puramente ornamentale, ciò che ha a che fare con l'apparenza è solamente decorativo e invece la realtà è ciò che capiamo quando eliminiamo gli ornamenti. L'ornamento in questo senso, vedete, ha il senso di un elemento artificiale, artificioso, quindi inessenziale, addirittura fuorviante. Naturale sembra essere solo la logica sottostante della struttura musicale, e l'ornamento, ancora una volta, cade sotto la scure di questa semplificazione. In musica le cose sono molto complicate, perché in fondo ci dobbiamo anche chiedere se la dimensione decorativa e la dimensione espressiva siano separabili oppure no. Un paradigma molto potente è quella visione, se volete in senso lato, neoclassica, che dice che la decorazione è immorale e, vedete sotto,
lo spirito di Rousseau aleggia in queste cose, cioè solo la natura è bene, ciò che è vicino alla natura è nudo, essenziale, moralmente impeccabile, ciò che è artificiale, culturalmente costruito è male, no? È male, è inessenziale, è perverso, potremmo dire. L'arte, vedete, secondo questo strano sillogismo, è essenzialmente espressiva, la decorazione è per definizione ciò che è inessenziale, quindi espressione e decorazione non possono coincidere e quindi in qualche modo dobbiamo sacrificare la decorazione per raggiungere davvero l'espressività. Facciamo un focus molto rapido sul tema musicale, come caliamo questo paradigma dentro il mondo musicale. Cos'è un abbellimento in musica? Rendere di nuovo ornato, fiorito, bello, decorato ciò che non lo è, punto di domanda, quindi una struttura soggiacente. Abbiamo sempre in testa questa idea un po' manualistica dell'ornamento come elemento inessenziale del discorso musicale, puramente decorativo. Attenzione, qui inseriamo degli elementi specificatamente musicali, elemento decorativo che può anche, spesso ha avuto nella storia della musica, un carattere improvvisato. Il cantante, il virtuoso violinista, pianista, può improvvisare una decorazione, può improvvisare un elemento esornativo del discorso musicale, quindi elemento transitorio, che vuol dire caduco, che ci può essere, può anche non esserci, e che in qualche modo non è di competenza del compositore, non ha, come dire, la possibilità di essere registrato nella partitura come elemento davvero fondante del testo musicale. Che figure abbiamo in mente quando pensiamo all'ornamento in musica? Qui ho messo un elenco molto generico: il trillo, il mordente, il tremolo, il vibrato, il ribattuto, tutti elementi che conoscete dal lessico musicale e che hanno una specifica declinazione nel modo di suonare e appunto di abbellire una struttura musicale. Faccio un piccolo focus su questa questione perché mi è cara e tornerà di nuovo nel mondo chopiniano. Uno di questi abbellimenti è quello che tecnicamente in musica si chiama la notina, cioè l'idea che ci siano delle note decorative che hanno una consistenza diversa da quelle davvero presenti nella struttura musicale, e che, vedete qui una definizione possibile proprio da vocabolario, hanno brevissimo valore di durata, quasi esclusivamente di abbellimento, che spesso si rappresenta con figura più piccola del normale, per questo si usa questa sorta di vezzeggiativo, notina. Quindi sono delle presenze musicali registrate sulla partitura, ma che il compositore scrive come se avessero una minore intensità. Attenzione, non di tipo dinamico, non necessariamente suonano in piano, anzi, ma hanno proprio una sorta di minore consistenza ontologica, direbbero i filosofi, cioè hanno un po' meno d'essere rispetto alla nota piena. Vedremo nella seconda parte di questo intervento come Chopin usi in modo straordinariamente accurato questo dispositivo della notina. Vi faccio notare anche che l'inglese usa questa bellissima espressione per riferirsi a questo mondo, cioè grace notes, note di grazia, addirittura una consistenza quasi teologica a questa figura. Stesso paradigma che abbiamo incontrato prima, sempre manualistico e fuorviante, quindi una soggiacente struttura musicale e sopra un elemento di ornamento puramente così transitorio e decorativo, che ha un corrispettivo, se ci pensate, nel mondo del linguaggio, una sorta di grado zero del linguaggio,
a cui si aggiunge successivamente un abbellimento retorico. Provo a farvi un esempio poetico che immagino sia molto familiare, proprio per dare la misura di questo cambiamento di paradigma, e che corre in parallelo in fondo con gli esempi visivi architettonici che abbiamo visto prima. Pensate a un sonetto di Petrarca e a una poesia di Ungaretti. Il sonetto di Petrarca è un oggetto poetico straordinariamente raffinato, pieno, potremmo dire, di ornamentazioni retoriche, complessissimo proprio nei meccanismi che vengono messi in opera nel testo. Siamo affascinati da quei dispositivi retorici, ma in fondo ci suonano anche piuttosto lontani nel tempo. Abbiamo bisogno di un faticoso processo di comprensione, di smontaggio del testo per accedere davvero al lessico e al contenuto poetico petrarchesco. Cosa completamente diversa nel caso di Ungaretti, se ci pensate, cioè lì amiamo invece una poesia che, diciamo così, è nuda, si è spogliata di questi ornamenti retorici, arriva con grande intensità proprio perché dimentica l'ornato, dimentica la retorica e va davvero al cuore essenziale della parola. Quindi vedete che questi paradigmi attraversano tutte le arti, attraversano tutte le forme espressive. Attenzione, stiamo parlando di Chopin, naturalmente stiamo pensando al mondo dell'abbellimento e quindi pensiamo subito al mondo, per esempio, dell'abbellimento barocco, eccetera. Vorrei anche suggerirvi che l'idea di abbellimento musicale ha in fondo una storia molto più lunga e molto più complessa. Possiamo addirittura immaginare che strutture gregoriane, pensate ai melismi alleluiatici, oppure certe forme di decorazione nella musica rinascimentale, fino al contemporaneo. Alla fine di questa presentazione vi farò vedere degli esempi nel mondo contemporaneo, siano perfettamente iscrivibili in questa idea di abbellimento musicale. Quindi vi suggerisco di guardare il tema dell'abbellimento non solo evocato quando vediamo scritto un trillo o un tremolo, ma proprio per vedere ogni volta che c'è una struttura che può essere ricondotta a questa idea di decorazione, nonostante vengano usati strumenti, codici molto diversi, cambiano nel tempo, attraverso i secoli, ma ogni volta che appare questo elemento può essere ricondotto al paradigma dell'abbellimento. Proviamo a dire molto genericamente delle caratteristiche che quindi possiamo ascrivere all'idea di ornamento. Un carattere inappariscente, cioè c'è ma potrebbe anche non esserci. Un carattere non necessario, l'abbiamo visto prima, può benissimo non essere registrato dalla partitura, può non essere compito del compositore scriverlo. Carattere improvvisativo dell'ornamentazione, quindi ascriviamo all'interprete la possibilità o il compito di ornare la musica. Ornamentazione che naturalmente può avere una declinazione specifica in base agli strumenti o alla voce delle linee che vengono decorate. La decorazione vocale, per esempio, richiede delle tecniche molto particolari, quelle di ogni strumento, il pianoforte, il violino, il violoncello, mettono capo a specifiche forme dell'ornamentazione. E soprattutto, vedete, termine assolutamente filosofico, carattere inessenziale dell'ornamentazione, cioè abbiamo sempre questo ostacolo concettuale che ci costringe a pensare qualcosa di non essenziale in musica. Vedete che l'idea di fiorito, questa idea del fiore da cui siamo partiti, ha una specifica valenza nell'immaginario musicale, in particolare quando si parla di ornamentazione. Guardate qualche
ricorrenza molto generale del termine nel lessico musicale. Si parla per esempio di contrappunto fiorito, chi studia composizione sa bene cosa vuol dire, fioriture nell'ornamentazione barocca per esempio, ma questa cosa si prolunga anche molto più avanti. Tenete conto che questa idea dell'ornamentazione, della normatività della fioritura implica anche la scrittura di specifici trattati sull'ornamentazione, quindi la storia della musica è piena anche di saggi, di riflessioni teoriche su come ornare una certa struttura musicale. Andiamo ancora più a fondo, avviciniamoci ancora più specificatamente al nostro tema, e cioè guardiamo questo tema dentro l'universo musicale di Chopin. La prima cosa che incontriamo in fondo, il primo cliché che incontriamo qual è? Quello di pensare la musica di Chopin come una sorta di musica da salotto, una musica così da suonare in contesti ottocenteschi, aristocratici, protetti, che proprio in virtù di questa destinazione rischia di essere a sua volta decorativa, non impegnata, senza la solennità di un impegno teorico molto, molto forte. Il caso dei notturni, forse la parte della produzione di Chopin più legata a questo immaginario, e non a caso la parte della sua scrittura, direi, più vicina a questa profusione dell'elemento decorativo, ma con una correzione che vi ho segnalato in questa lista di nomi, cioè attenzione che Chopin non è il solo che usa in modo molto carico l'ornamentazione, anzi ci sono compositori in fondo direi quasi più celebri al tempo di Chopin, oggi questa cosa ci fa sorridere ma è così, e che usano questi dispositivi di ornamentazione. È il caso di Field, che sapete è una sorta di antenato chopiniano per quanto riguarda il genere del notturno, Moscheles, Hummel, grandi virtuosi del pianoforte, Thalberg, Kalkbrenner, che sono pianisti straordinari, compositori di un certo pregio, ma che usano l'ornamentazione in un modo molto molto diverso da come la fa Chopin, come è proprio nel modo che abbiamo visto, in questo modo manualistico di una scrittura davvero puramente decorativa, che rischia di così creare una sorta di stucco decorativo che copre una mancanza di pensiero musicale, copre una mancanza di intensità di costruzione che invece nella struttura profonda della musica di Chopin c'è. E come? Vi faccio guardare rapidissimamente delle righe di un grande pianista, musicologo americano del Novecento, Charles Rosen, che ha dedicato a questo tema alcune pagine molto belle. Guardate cosa scrive qui: la capacità di Chopin di trasformare banali, sottolineo banali, appoggiature, gruppetti, altri abbellimenti in figure sorprendentemente originali è evidente sin dalle sue composizioni giovanili, cioè, vedete, elementi banali, usati in modo banale da tanti compositori di serie B, diremmo così, in Chopin vengono trasfigurati, vengono usati con straordinario acume, straordinaria profondità. Attenzione anche qui, altro cliché che va un po' smontato, quantomeno articolato, o forse in modo un po' più pertinente. Certo, nella melodia di Chopin c'è una grande una grande affermazione di affinità con la melodia cantata. Il melodramma è uno sfondo fondamentale per capire l'immaginario musicale di Chopin. Sapete che era molto amico di Bellini, per il quale aveva una grande ammirazione, per esempio. Ammirava naturalmente come Bellini costruiva le sue melodie, le melodie lunghe, decorate. Pensate a Castadiva, no? grande classico di questa capacità di ornamentazione di una linea melodica vocale. Attenzione però che in Chopin
C'è sì questo elemento, ma ovviamente è tradotto specificatamente nell'abbellimento, nel vocabolario degli abbellimenti specificatamente pianistici, che hanno a loro volta una tradizione particolare. Qui vi ho tratteggiato questo elemento, se volete, un po' nazionalista che c'è ed è in fondo interessante a sua volta. Si potrebbe dire che c'è una sorta di linea francese, quindi specificatamente francese, che vede nell'abbellimento un aspetto fondamentale della scrittura musicale. Chopin, naturalmente, pur polacco, si trova in un contesto parigino, pienamente parigino, quindi assorbe profondamente questa tradizione, e vedremo poi alla fine dell'incontro quanto questa tradizione prosegua persino nel XX secolo. E naturalmente questa linea invece italiana, che vede appunto in Bellini un campione assoluto, è una linea che ha la vocalità, e soprattutto la vocalità melodrammatica al suo centro. Guardate queste altre righe di Rosen, i passaggi di scale in Chopin ondeggiano tra melodia e ricamo, non si tratta degli arabeschi sostanzialmente decorativi dello stile barocco, ecco di nuovo una connessione fra l'ornamentazione barocca e quella chopiniana, sebbene la tecnica sia in parte modellata sul loro esempio, quindi una sorta di recupero di quegli stilemi, ma ancora una volta trasfigurati dal genio di Chopin. Qui vedete dei caratteri tipici della fioritura in Chopin, vado molto veloce, quindi vocalità, melodramma, presenza dell'immaginario belliniano, dimensione improvvisativa, ornamentazione barocca, ma attenzione anche qui, l'ornamentazione in Chopin invece è scritta con straordinario rigore e precisione in partitura, quindi eventualmente finge un carattere improvvisativo, ma non c'è nulla di improvvisato nella scrittura e nelle indicazioni performative di Chopin. Vocalità sì, ma modellata anche sul gesto della mano, sulla fisiologia del gesto pianistico. La scrittura di Chopin è straordinariamente, diciamo così, adeguata alla specifica geografia della tastiera pianistica. Le diteggiature, il modo di mettere la mano sono parte integrante della sua immaginazione musicale. Proprio la mobilità delle dita, la diteggiatura è parte integrante del suo mondo espressivo. Qualità timbriche, quindi la dimensione del timbro, il colore sonoro che viene tratto proprio da un certo modo di decorare la linea, un certo modo di usare la fisiologia della mano sulla tastiera. Elemento che mi preme sottolineare perché mi sembra poco sottolineato dagli studi, ma mi sembra invece molto bello perché lega l'immaginazione poetica chopiniana anche a un elemento retorico, dell'actio retorica, e anche forse a una sorta di tratto caratteriale, cioè molto spesso la linea decorata di Chopin sembra esitante, cioè la decorazione non è in alcun modo un elemento semplicemente decorativo, appunto, ma sembra mimare una specie di balbettio, di tentativo di emissione, di costruzione progressiva della linea, cosa che rende l'eloquio chopiniano meravigliosamente puro, meravigliosamente pieno di grazia. Bebung, ribattuto vocale, elementi che sono tipici dell'ornamentazione barocca, soprattutto vocale, e che anche qui entrano straordinariamente dentro il lessico musicale pianistico chopiniano. Guardate ancora una volta, è l'ultima citazione di Rosen, buona parte dell'ornamentazione chopiniana può essere di ascendenza operistica, abbiamo visto, la maggior parte della fioritura è di origine melodrammatica, ma non nel caso presente. Rosen ha in mente in particolare alcune partiture su cui torneremo. Esercizi per le dita, vedete che non sono solo concepiti come decorazione, ecco di nuovo il conflitto con questa idea puramente esornativa della decorazione, ma vengono convertiti in una vera e propria melodia pianistica nella quale non si riscontra alcuna imitazione della voce, alcun cantabile,
Vedete anche qui problematizzazione di questo rapporto con la linea vocale. Certo che c'è questa ascendenza, certo che c'è Bellini in filigrana, ma attenzione a non far coincidere necessariamente le due cose, perché in Chopin c'è qualcosa di specificatamente pianistico. Andiamo proprio al cuore di questa questione, cioè quando guardiamo l'ornamentazione della musica di Chopin, cosa vediamo? La proposta che vi faccio è proprio questa, cioè ho l'impressione che l'ornamentazione di Chopin metta proprio in crisi questa differenza fra struttura e decorazione, fra un fondamento puramente logico della scrittura musicale e carattere esornativo, retorico, aggiunto successivamente. Chopin in qualche modo sta nel mezzo e fa in modo che le due dimensioni non possano essere disgiunte. Potremmo provare a dire così: l'elemento decorativo diventa a sua volta elemento strutturale e viceversa, l'elemento strutturale è tale solo nella misura in cui ingloba dentro di sé degli elementi decorativi. Il fiore, vedete, non costituisce una mera decorazione, ma al tempo stesso non assurge a elemento strutturale. Non è una protesi, potremmo dire così, ma diventa cifra stilistica. L'ornamento non è nell'ordine del possibile, no? Che c'è e non c'è, inessenziale, no, è dell'ordine del necessario, non può non esserci. Se togliessimo le decorazioni della musica di Chopin, cadrebbe letteralmente, ma vedete che non è un cliché, non è l'applicazione di un dispositivo preordinato, ma diventa torsione e fluorescenza del discorso musicale nella sua intima struttura. La fioritura non è meno reale di una linea strutturale, non possiamo semplicemente togliere la decorazione e quindi evincere come è fatta la linea vocale non decorata, ma l'elemento decorativo è in fondo strutturale. Abbiamo visto prima questa cosa, esitazione nel raggiungere la prossima nota strutturale del discorso, l'ornamentazione che non è appunto puro elemento decorativo, ma diventa una specie di elemento dell'eloquio, avvolge le note, vedete le note strutturali, le note perno della struttura musicale in una sorta di nube armonica che spesso immette elementi dissonanti, vaporosi. Diciamo la cosa essenziale allora: la dimensione dell'ornamento nella musica di Chopin ha questo carattere di perturbamento. Quando c'è decorazione nella musica di Chopin succede qualcosa dell'ordine di un disturbo della struttura. Abbiamo una perturbazione del metro, cioè l'abbellimento fa saltare certe coordinate metriche della struttura, perturbamento del ritmo, perturbamento del tempo. L'esecutore è costretto a fare degli aggiustamenti. Molto spesso il carattere decorativo coincide con un elemento di rubato, cioè una esitazione nella scansione della temporalità, perturbamento della linearità melodica, quindi la linea melodica è come se venisse innervata di elementi decorativi, sì, che turbano la sua stessa linearità, perturbamento del timbro naturalmente, cioè elemento decorativo che crea delle sfumature, delle risonanze che cambiano davvero la qualità del colore del suono. Perturbamento del timbro che attiva armonici secondari, l'abbiamo visto prima, anche dissonanti, cioè l'elemento di questa perturbazione cambia proprio la qualità sonora di ciò che sta succedendo. Perturbamento della dinamica,
l'esecutore è costretto ad aggiustare l'intensità del suono per corrispondere a questo elemento decorativo. Perturbamento anche del ritmo armonico, cioè di qual è la rapidità o meno rapidità con cui cambia l'armonia. Chopin attraverso l'ornamentazione immette degli elementi di perturbazione. Immaginate proprio come un vento che squassa delle strutture che sembrerebbero rigide e che invece incontrano una strana metamorfosi. Quello che ci attende fra poco è una disamina un po' più attenta delle partiture chopiniane, così proviamo a vedere sulla pagina di Chopin come appaiono tutti questi dispositivi di decorazione. Una prima parte dedicata proprio alle partiture di Chopin, ma ci tenevo anche a farvi vedere come quella tradizione prosegue nell'immaginario compositivo della musica tardo ottocentesca, novecentesca, fino alla contemporaneità. Quindi vedete che stiamo guardando qualcosa che appartiene a Chopin, ma dobbiamo anche dare uno sguardo molto più generale, molto più lungo storicamente, per capire bene qual è l'operazione musicale chopiniana. Ho deciso di non fare esempi musicali di ascolto, un po' per non perdere tempo. Rimando un po' a voi, al vostro buon cuore, magari riascoltare queste pagine che guarderemo rapidamente e provare a riascoltarle proprio pensando a queste strane caratteristiche che abbiamo così rapidamente espresso. Ma adesso lasciamo parlare direttamente la musica, lasciamo parlare direttamente Chopin. Il mio così incoraggiamento è proprio quello di ascoltare non solo la meravigliosa qualità sonora di questa musica, ascoltare le nostre interpreti meravigliose, ma anche provare ad ascoltare come queste coordinate che abbiamo visto possono aiutare anche a orientarsi nell'ascolto. Abbiamo il piacere adesso di ascoltare Jung, che suonerà la polacca opera 26 numero 1 e dopo questo inserto musicale proveremo a guardare alcune di queste caratteristiche.
com'è difficile riprendere la parola dopo questi ascolti, vero? Apprezzate il mio sforzo, quindi devo farvi ritornare a terra, ma guarderemo in fondo lo stesso oggetto, cioè questa esperienza musicale, a partire dal suo testo in qualche modo, cioè che cosa ha fatto Chopin, ha scritto qualcosa di molto specifico, ed è ciò che l'interprete ha davanti agli occhi quando deve studiare un brano. Ho scelto degli esempi molto diversi dalla produzione chopiniana, ma tutti attraversati da questa centralità dell'elemento decorativo. Qui vedete con grande chiarezza la presenza delle cosiddette notine o di queste sorte di acciaccature che, vedete, appaiono addirittura in questo caso a cavallo di due battute. Vedete che sono scritte più piccole delle altre e sembrano una sorta di corpo estraneo che immette una sorta di perturbazione ritmica, armonica. Vedete sotto questo schema della polacca molto, molto chiaro, ma sopra la linea vocale improvvisamente si alza in questa specie di nube senza gravità. Altro esempio molto illuminante, Barcarola, opera 60, una tecnica molto fastidiosa in fondo per i pianisti, cioè il doppio trillo che vedete nella rigo superiore, non facile, come se la linea vocale alla mano destra improvvisamente si sdoppiasse, come se Chopin immaginasse una sorta di duetto vocale e ognuna delle due voci trilla, quindi oscilla rapidamente fra una nota e la sua contigua. L'esecuzione non è facile per il pianista, ma vi dà molto chiaramente come Chopin agisca in questo tipo di gesto musicale. Barcarola, opera 60, ancora una volta vedete in alto questa presenza di questa specie di flusso sonoro di notine molto piccole che così sembrano una specie di corpo estraneo ancora una volta con questo elemento fortemente decorativo, ma dove, vedete, non c'è in senso stretto una decorazione nel senso di un abbellimento scritto rispetto a una linea. È la musica stessa che improvvisamente si erge, si eleva in uno spazio siderale. Stessa cosa, qui siamo alla fine della stessa composizione, questa specie di serpentone di notine piccole che vedete dal registro molto acuto dove c'è 8 con il tratteggio, improvvisamente attraversa tutta la tastiera fino al registro grave e poi con questo gesto quasi proto-pucciniano molto vuoto di queste ottave, quelle quinte vuote, molto così scenografico. Ancora una volta vedete quasi l'intera battuta, la penultima battuta, attraversata da questa strana costruzione sonora, musicale. Molto difficile per il pianista, in fondo, far sentire la diversità di ciò che c'è scritto nel rigo superiore, quello inferiore. Noi dovremmo essere idealmente in grado di sentire che le note sopra sono grandi, no? Sono prese, sono vere note, e quelle sotto sono piccole, quindi dovrebbero avere una minore intensità. Ma attenzione, appunto, non è un'intensità dinamica, non è che si suonano piano necessariamente, appartengono a un'altra dimensione dell'essere, potremmo dire così. Molto difficile rendere questo pianisticamente, ma in fondo è quello che Chopin ha scritto. Anche qui vedete giustapposizione delle note prese, grandi, trilli che smaterializzano il suono, e di nuovo questi gesti, questa volta molto così arrampicanti quasi, che raggiungono i registri più alti.
Vi faccio notare questo meraviglioso dettaglio compositivo della Berceuse Opera 57, sono tutti capolavori chopiniani che conoscerete, vi pregherei di andare a riascoltarveli ove possibile. Come è fatta la Berceuse? La mano sinistra fa la cosa più ovvia, più scontata che si possa immaginare, per l'intera composizione un modulo che coincide con la battuta. Nella prima parte semplicemente questo gesto semplicissimo sulla tonica, nella seconda parte la dominante, la cosa proprio da canzoni di Sanremo, la cosa più semplice possibile. Sopra invece, sopra la mano destra si dà il compito di costruire delle sorte di microvariazioni, di micromondi sonori che a partire da questa struttura assolutamente elementare diventano meravigliosamente immaginifici. Qui troviamo un'invenzione straordinaria di Chopin. Cosa succede? Guardate cosa avviene nella prima riga, nella mano destra. Vedete questi La bemolle presi pienamente dal pollice sotto, gli stessi La bemolle nell'ottava superiore che hanno però la forma di un'acciaccatura, quindi meno presenti, che sono quasi delle sbavature prima di raggiungere il suono preso. Ma la cosa straordinaria è che la melodia vera e propria è nella voce interna di questi tre flussi, e quindi l'elemento più importante, cioè la melodia, la cosa che l'orecchio ascolta subito, la melodia, la cosa più straordinaria dell'invenzione chopiniana, qui appare nel modo ontologicamente meno presente, cioè acciaccature nelle parti interne. È come se nascondesse l'elemento strutturale in una sorta di decorazione che, vedete ancora una volta, è sì decorazione, ma è portatrice della cosa più importante, cioè la melodia. Vi faccio vedere rapidamente questo esempio di un notturno di Chopin per farvi vedere proprio questo gioco che appare per esempio qui, o addirittura qui in modo ancora più specifico, di queste sorte di decorazioni che preparano l'arrivo del suono successivo, cioè esitazioni, elementi che turbano l'eloquio per cercare di prendere una sorta di slancio però quasi balbettante per arrivare al suono successivo. Elemento che immette una straordinaria grazia alla scrittura melodica chopiniana. Questo esempio è straordinario, celeberrimo. Questo è il primo degli studi dell'opera 25, siamo in La bemolle maggiore e guardate la finezza con cui Chopin gioca con questa differenza fra nota presa e notina. Dovete guardare la nota grande e quella piccola. Vedete che c'è una nota grossa, chiara, che ha il peso del tactus della battuta, e dietro è come se ci fosse una specie di scia, di una cometa, di un gruppo di suoni notine. L'effetto qual è? È quello di sentire delle note prese, leggermente accentate, e dietro una sorta di trama, di flusso sonoro che, vedete ancora una volta, non è né decorativo né strutturale, non possiamo non sentirlo nella sua importanza, ma è scritto con le notine. Quindi Chopin vuole che appartenga a una sorta di piano sonoro diverso, che sta sullo sfondo delle note prese. Ci basta? Guardate la finezza con cui Chopin scrive questa cosa. Questo è naturalmente il manoscritto di questo stesso estratto. Vedete chiaramente anche con l'inchiostro dove c'è una nota più chiara, più grande, scusate, e le notine piccole segnate con un tratto molto leggero della penna. Guardate anche le cancellature. Chopin, vedete il laboratorio creativo del compositore. Ci basta questa cosa? No. Guardate la meravigliosa finezza della battuta 15, siamo in questo esempio, dentro questo strano flusso fatto di queste due dimensioni, la nota presa e la notina che sembra essere appunto su uno sfondo.
dentro questo sfondo che sembra avere meno essere rispetto alla linea sonora della prima nota del gruppo, c'è, vedete, segnata con questa gambetta verticale, un ulteriore filo melodico che emerge pian piano dentro il flusso con le notine. Capite che Chopin sta non solo immaginando un timbro specifico di questa sezione, ma vuole che il pianista tiri fuori, pur in questo flusso meno essenziale, no? in questo elemento paradecorativo, anche un elemento più strutturale, una specie di controcanto, di melodia interiore, come se un filo di un tessuto, di una trama, venisse a poco valorizzato. Qui vediamo la chiusa proprio di questo studio, dove ritornano esattamente questa strana ambivalenza fra le due dimensioni. Vado un po' più rapido, questo è un esempio che abbiamo appena ascoltato, proprio tratto dalla polacca opera 26 numero 1. Avete sentito la nostra pianista che ha suonato proprio questo gruppo, diciamo così, decorativo, che fa raggiungere, per esempio in questo caso, il Mi, e il raggiungimento di quella nota è fatta da una sorta di guizzo sonoro verso l'alto, anche qui acciaccature, notine, meno essere. Come si fa a rendere? È difficile, ma dobbiamo sforzarci quando ascoltiamo, quando guardiamo questa musica, quando la interpretiamo, dobbiamo sforzarci di far sentire questa diversità di piani sonori che, ripeto, non sono necessariamente di tipo dinamico, non necessariamente più piano o più forte, ma che appartengono a un'altra dimensione. Altra finezza che abbiamo appena sentito. Guardate questa invenzione meravigliosa di Chopin. Qui abbiamo una sorta di decorazione a gruppetto, cioè la melodia decorata che crea una specie di piccola onda che va su e va giù attorno alla nota. Questa decorazione prende la durata di un ottavo. Qui abbiamo una decorazione fatta nello stesso modo, sono quasi esattamente le stesse note, quindi vedete la stessa onda disegnata, ma questa volta con le note grandi prese e che occupano il doppio della durata, come se Chopin dicesse: guardate che è la stessa figura, ma là ha meno essere, meno intensità ed è più rapida, ma in un senso del tutto analogo questa figura appare poco dopo a pieni suoni e che occupa il doppio del tempo, quindi in qualche modo acquista durata, intensità temporale, ma anche, vedete, intensità della scrittura. Le note sono piene. Passaggio che avremmo sentito nella polacca opera 26 numero 2, anche qui elemento, vedete, che guizza verso l'alto con le notine dopo il trillo, ecco di nuovo un elemento decorativo. Qui curiosamente un gesto molto simile a quello prima, scende, ma questa volta con le note prese, con le note tonde pienamente raggruppate. Lo scherzo numero 1 lo ascolteremo fra un attimo. Anche qui vedete presenza delle acciaccature che hanno un valore armonico assolutamente strutturale, lo ascolteremo nell'esecuzione. Esempio celebre, meraviglioso di un preludio dell'opera 28, il preludio in fa diesis minore. Anche qui vedete questa strana scelta meravigliosa di Chopin di suonare la melodia fondamentale qui al contralto con il pollice e sopra questa specie di guizzo decorativo con le notine che rappresenta una specie di nube armonica molto rapida, molto drammatica, molto angosciante. Uno degli ultimi capolavori di Chopin, Polacca Fantasia opera 61, guardate, gesto iniziale fatto di questi due accordi di fatto in forte e poi intere sezioni, vedete, guardate quante note in notine che costituiscono una strana costellazione che sembra quasi vagare sulla pagina, vedete, che sembra sganciata da ogni riferimento timbrico, ritmico, metrico. L'interprete naturalmente deve far sentire questa strana dimensione fluttuante della musica. Vado velocissimo perché il tempo stringe.
Qui abbiamo visto Chopin, è una cosa che finisce con Chopin? Assolutamente no. C'è una tradizione bellissima, affascinante, che prosegue, soprattutto da compositori che guardano a Chopin come un maestro, che guardano alla Francia, alla scrittura francese come un riferimento. Caso di un altro grande pianista e compositore, Alexandre Scriabin, ho preso un esempio quasi a caso, la settima sonata, la cosiddetta Messa Bianca. Guardate anche qui, trilli, acciaccature, gesti rapidi, decorativi, ovunque. Altro esempio meraviglioso, pianistico, di un grande, l'altro grande compositore polacco della storia, cioè Szymanowski. Qui un'altra scrittura pianistica piena di elementi decorativi, vedete subito, molto rubato ed improvvisando, arpeggi, flussi improvvisi del discorso musicale, trilli, tremoli ovunque. Guardate anche quanto calligrafica in fondo è questa scrittura, anche solo visivamente. Guardate, acciaccature, trilli, tutta la musica è scritta come se tremolasse. Andiamo dentro l'avanguardia più intransigente, Pierre Boulez, De Rive, un pezzo del 1984, questa volta per pianoforte e un piccolo gruppo strumentale, con testi in fondo diversi, con un lessico molto più intransigente, se volete. Stessa cosa però, vedete acciaccature ovunque, trilli ovunque, la stessa musica pur parlando un linguaggio piuttosto aspro. Continua a ribadire questo strano rapporto fra decorazione e struttura. Ultimissimo esempio, compositore vivente. Finalmente guardiamo qualcosa che è nel suo farsi, nel suo darsi. Uno dei più importanti compositori oggi in circolazione, Pascal Dussapin, non a caso studi per pianoforte, riferimento chopiniano evidentissimo, pezzi scritti fra il 99 e il 2001, e vedete ancora una volta scrittura pianistica che però guarda certamente alla scrittura vocale, anche qui piena di decorazioni, piena di trilli, piena di acciaccature che si inerpicano in tutto lo spazio. Guardate quanto è decorata in fondo, quanto è densa questa scrittura, tutta piena di questi meccanismi, esattamente come in Chopin, che sembrano decorativi ma entrano profondamente nella struttura musicale. Che cosa impariamo da questa vicenda? Impariamo semplicemente che l'universo di Chopin è straordinariamente poetico, ha una sua validità dentro i suoi confini temporali poetici, ma è anche il nodo di una lunga vicenda che attraversa in fondo tutta la storia della musica e, attenzione, arriva fino a noi. Attenzione, non museifichiamo tutte queste cose, non museifichiamo la musica del passato, la musica di Chopin. Cerchiamo sempre di pensare alla musica come una sorta di straordinario laboratorio, di uno straordinario cantiere sempre attraversato da grande vitalità creativa. Vi ringrazio. Adesso abbiamo il piacere di ascoltare Stella, che suonerà, appunto come detto, lo scherzo numero 1, opera 20, e lo studio dell'opera 25, numero 10. Buon ascolto.
Allora, grazie ancora innanzitutto al professor Ciglione per questa lezione magistralis meravigliosa. Avete sentito con quanta competenza, con quanta profondità ci ha aiutato poi ad ascoltare la musica del nostro Chopin, che ha il pregio di sembrare naturale, no? Come sbocciare da un'improvvisazione pianistica, invece ha una struttura così profonda. Grazie alle nostre grazie a voi di averci seguito per tutti questi incontri. Buon Natale, buone feste per tutti voi e arrivederci al 2025. Grazie.